Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Si spegne la televisione, è morto Pippo Baudo, aveva 89 anni, l'ultimo dei 4 moschettieri del piccolo schermo con Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. Nel 1979 aveva inaugurato le trasmissioni di Antenna Sicilia, i grandi successi in Rai, da Canzonissima a Sanremo passando per Fantastico e Domenica In. Il ricordo commosso di chi lo ha conosciuto, tra loro il nostro direttore Michele Cucuzza e Tuccio Musumeci, mentre Militello in Val di Catania, suo paese d'origine, si prepara ad accogliere le spoglie del presentatore per i funerali in programma mercoledì pomeriggio. Sant'Agata d'estate, Catania festeggia la traslazione da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. In cattedrale l'arcivescovo richiama tutti al senso di responsabilità, stasera la processione che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sicilia e su Sicilia Web. Controesodo, traffico intenso sulle autostrade, situazione sotto controllo agli imbarchi di Messina, giornata da bollino rosso ma il grosso è atteso nel prossimo fine settimana. Meteo, maltempo anomalo a metà agosto in Sicilia con pioggia, vento e grandine in diverse province dell'isola, sull'Etna spunta la neve sulla sommità. Calcio, il Palermo passa il turno di Coppa Italia ai danni della Cremonese, i rosanera vincono ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. In Lega Pro oggi esordio del Catania in Coppa a Crotone, una gara che servirà anche da test in vista dell'esordio in campionato. Stasera scende in campo anche il Trapani, Siracusa eliminato dal Foggia. Come sentivamo dai titoli, l'Italia intera è in lutto per la scomparsa di Pippo Baudo. Il popolare conduttore televisivo si è spento a Roma ieri sera a 89 anni. Oggi la Camera Ardente al campus biomedico. I funerali si terranno a Militello in Val di Catania, di dove era originario. Nel 1979 Baudo inaugurò le trasmissioni di Antenna Sicilia. Le parole del presidente Schifani, la fine di un'epoca della televisione italiana. Desiree Ferlito. La pagina della Sicilia con le foto fatte nel corso del programma, la foto della Sicilia, cioè la pagina Sicilia di domani mattina. Questo palazzo, questi corridoi, queste stanze hanno conosciuto il re della televisione quando, reduce da programmi di successo in Rai, decise nel 1979 di inaugurare le trasmissioni di Antenna Sicilia, dove un anno più tardi condusse la prima edizione del Festival della canzone siciliana e dove tornava tutte le volte che poteva. Pippo Baudo ci ha lasciati a 89 anni. Sono le 21:33 di sabato 16 agosto, quando la notizia viene battuta dalle agenzie. Si è spenta all'ospedale Biocampus di Roma, dove è stata allestita la Camera Ardente. I funerali si terranno invece in Sicilia, mercoledì 20 alle 16, nella sua Militello in Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo, mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania. Laurea che ha poi conseguito, pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, per tutti, è stato sempre Pippo. Suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni. E poi Canzonissima, Fantastico, Domenica In, solo per citare alcuni dei suoi programmi di successo. L'ultimo dei 4 moschettieri della famosa foto del 1967, che lo ritraeva assieme a Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. In tanti lo definivano semplicemente la televisione. Mattatore con pochi fronzoli e un carisma e un'umanità che arrivavano dritti al cuore dei suoi telespettatori. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eder Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Posini, Barbara D'Urso e molti altri. Celeberrimo il suo "L'ho inventato io", come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse una sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, dice il presidente della regione Schifani, ambasciatore della sicilianità nel mondo, commenta il sindaco di Catania Trantino. E adesso il commosso ricordo del nostro direttore Michele Cucuzza che, oltre alla stima per Baudo, manifesta riconoscenza e legame verso chi ha inventato la TV moderna, a cui anche lui sente di essersi ispirato. Beh, io cerco di vincere anche il dispiacere personale, ho visto anche la conoscenza,
una certa frequentazione che abbiamo avuto con Pippo Baudo, soprattutto negli anni scorsi. Lui era la televisione moderna, questo lo dicono tutti, l'ha inventata lui, cantava, ballava, suonava, faceva canzoni, Donna Rosa, ma soprattutto conduceva, non era un presentatore, era un conduttore maestro assoluto. Ha inventato la televisione moderna alla quale abbiamo attinto tutti noi. E quindi noi giovani, quando abbiamo cominciato, per esempio io che avevo fatto per tanti anni il telegiornale e poi mi ero cimentato con la vita in diretta nell'intrattenimento misto all'informazione, c'era lui, lontano ma c'era, ci proteggeva in qualche modo. Noi facevamo la televisione come dire, con le innovazioni nostre, perché c'era lui che indirettamente continuava a tutelarci. E ancora oggi, fino a ieri sera, dalla sua Sicilia, dalla nostra Sicilia, lui che non era più in TV, che purtroppo stava male, era la garanzia per noi televisivi che tutto andasse bene, che quella era la televisione giusta da fare. Il ricordo di Tuccio Musumeci, un'amicizia lunga una vita, dice l'attore catanese. Per me era un fratello. Desirée Ferlito. Pippo Baudo intimamente era timido. È un racconto intimo di chi Pippo Baudo lo conosceva bene. Pippo Baudo, io c'è qua, eravamo ragazzini, qua eravamo al Lido dei Ciclopi a Catania. Una raccolta di foto inedite di un Pippo Baudo giovanissimo, ai suoi esordi, con l'amico fraterno di sempre, Tuccio Musumeci, che oggi è una fucina di ricordi, racconti, aneddoti. Questo era quello che noi guadagnavamo l'estate del 1958, il ficcanaso, che era scritto da lui. Lui si passava in passerella, perché eravamo ai teatri qua in Sicilia, passava in passerella con la bicicletta. Lui ce la faceva perché aveva le gambe lunghe, ma io non potevo passare perché cascavo una buca. Un'amicizia lunga una vita, ancora viva nonostante la lontananza. Pippo tornava a casa quando poteva, rimasto fedelissimo alle sue origini, alla sua città, ai suoi amici di sempre. Tutta l'infanzia che l'abbiamo passata assieme dal 1958, dal 58, quando sono rientrato in Sicilia, perché io vivevo allora a Modena, che ero iscritto in medicina, e poi ho cambiato mestiere, perché c'è stato questo, che suo papà non voleva assolutamente che noi facevamo questo mestiere, perché lui doveva fare il notaio e io, dalla parte della mia famiglia, dei Gaetani, da parte mia madre, erano tutti medici e scienziati e io dovevo fare il medico. Ogni tanto passava suo padre, lui suonava il pianoforte, passava nella stanza suo padre, a casa sua, in via Vittorio Emanuele, a Catania. Dici, bravo, state studiando. Un ragazzo pieno di sogni e talento, che nascondeva al padre, che lo avrebbe voluto notaio, la sua vera passione, il piccolo schermo. All'inizio avevamo gli smoghini, questi smoghini di nascosto, li nascondevamo nella portiera di mia nonna, va bene, perché suo padre dice, ma che dovete fare con queste cose qua? Lascia un vuoto. Un vuoto tremendo. I funerali di Pippo Baudo si svolgeranno nella sua Militello in Val di Catania mercoledì prossimo alle 4 del pomeriggio nella chiesa di Santa Maria della Stella. Il ricordo del sindaco della cittadina Burtone è quello di Salvo La Rosa. È una giornata di sofferenza e di dolore. Pippo è ed era amato dalla sua città. Lo abbiamo sentito sempre come un amico, come un fraterno amico. Ecco perché mancherà alla sua famiglia, mancherà agli amici, mancherà a tutta la comunità di Militello. C'è stato un binomio che si è creato negli anni. Militello, la città di Pippo Baudo, è stato orgoglio per Pippo, ma è stato orgoglio anche per tutti noi. Viene a mancare certamente un grande siciliano, innamorato della sua terra, ma anche un grande uomo di televisione, di quella televisione che non c'è più, la televisione di Maurizio Costanzo, di Corrado, di Mike Bongiorno, di Raimondo Vianello, di Enzo Tortora. Lui era veramente l'ultimo grande maestro e quindi siamo veramente profondamente addolorati, è un dolore enorme e mi piace ricordarlo proprio nella sua e nella nostra Antenna Sicilia, un'emittente che lui amava tantissimo, e quindi proprio da questi canali dico davvero ciao Pippo, ci mancherai con tutto cuore.
Un re, un gigante, Super Pippo. I giornali celebrano così la carriera di Pippo Baudo e ne tracciano il profilo. Marco Carli. Il più semplice addio ad un grande, un grandissimo della televisione. È la scelta di molti giornali, come il Corriere della Sera o il Giornale di Sicilia. Partiamo da qui, dal sentimento del popolo della TV che lo seguiva. Un personaggio dunque, ma anche un fedele compagno delle serate degli italiani di un tempo, quando non c'era la pay TV o l'on demand e si viveva di appuntamenti fissi, quelli che Baudo conduceva con maestria. Tanto da meritare l'appellativo di re, che gli riserva fra gli altri a Repubblica, con Mattarella, che lo definisce un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo. La Sicilia ripropone un'immagine simbolo del periodo, un momento di storia per la nostra emittente che ritorna sul sito siciliaweb.it. Con lui, si legge, nacque Antenna Sicilia. Il sito ricorda anche che Baudo è scomparso il sabato sera, il giorno in cui l'Italia si fermava per seguire le sue trasmissioni. Fantastico Pippo titola il giorno, richiamando il programma di grande successo. Anche sul Libero si parla dell'ultimo sabato sera di Pippo. Un gigante per la Gazzetta del Sud. Ha condotto 13 festival di Sanremo, un record riportato da tutti i quotidiani, mentre Repubblica Palermo ne traccia la carriera da Militello alle prime serate. Un autentico super, come molti lo hanno chiamato durante la sua carriera e come anche i giornali lo celebrano. Super Pippo, se n'è andato, il suo modo di fare televisione resta per sempre. E chiudiamo la pagina dedicata a Pippo Baudo e parliamo invece della festa di Sant'Agata d'agosto a Catania, che è appunto dove ricorre la traslazione da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. In cattedrale, l'apertura della cameretta di Sant'Agata, l'arcivescovo ha richiamato tutti al senso di responsabilità. Stasera la processione, che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sicilia. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Con l'apertura del Sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata in cattedrale ha avuto inizio a Catania l'intensa giornata di preghiera e la festa della traslazione da Costantinopoli delle reliquie della martire catanese, patrona della città. Alle 10:30 il pontificale celebrato all'arcivescovo. Il legame con Sant'Agata va sempre rinnovato, purificato e attualizzato, ha detto Renna. Va purificata la nostra devozione a Sant'Agata da tutto ciò che è indegno di lei, come ad esempio quanto avvenuto quando alcuni hanno osato mescolare il loro nome, carico di un malaffare da cui preghiamo Sant'Agata che si convertano, con una candelora che, ricordiamo, non appartiene a qualcuno, appartiene a Sant'Agata e non va mai violato con nessun gesto. Il riferimento al tema della pace, pensando alle guerre in Ucraina e in particolar modo a quanto sta accadendo a Gaza. Ogni tempo storico ci pone degli interrogativi su come ad esempio valutare la pace, se come una trattativa che umilia o come una soluzione equa per tutti, che ci porta a considerare quanto vale una persona. Infine il forte richiamo alla responsabilità di ciascuno nei confronti della città. Penso alle responsabilità che come cittadini noi abbiamo nel tenerla pulita, nel renderla sicura, nel renderla accogliente. Nel pomeriggio ultima messa alle 19 celebrata al vicario generale Vincenzo Branchina, quindi la processione con l'annuncio dell'anno giubilare agatino per la ricorrenza dei 900 anni della traslazione delle reliquie. Antenna Sicilia a partire dalle 19:45 trasmetterà in diretta la processione sino al rientro in cattedrale di Sant'Agata. La cronaca, parliamo dei migranti. Domani ad Agrigento inizieranno le tumulazioni delle 10 salme arrivate a Porto Empedocle. Altre 13 vittime saranno trasferite da Lampedusa. Davide Sardo. Le 10 salme dei migranti arrivate ieri a Porto Empedocle saranno tumulate a partire da domani, lunedì, nei cimiteri della provincia di Agrigento. Un gesto reso possibile grazie alla gara di solidarietà e alla disponibilità mostrata dai sindaci del territorio. Una tragedia nel nostro mare Mediterraneo e ogni qualvolta c'è questo tipo di tragedia credo che è un fallimento di tutta l'umanità, è un fallimento collettivo. Credo che tutti ci dovremmo sentire falliti. Al di là di ogni situazione che possiamo vivere ciascuno. Intanto altri primi cittadini dell'Agrigentino hanno risposto all'appello del prefetto e si sono detti pronti ad accogliere nei propri cimiteri le altre 13 vittime del naufragio avvenuto mercoledì scorso. Le salme, che si trovano ancora a Lampedusa,
verranno trasferite a breve a Porto Empedocle per poi essere destinate ai comuni che hanno dato disponibilità. Al cimitero di Canicattì si trovano le salme di una bimba di appena 11 mesi e di suo padre. Voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io, ha chiesto la giovane madre somala ai rappresentanti di un'associazione che la stanno assistendo. La donna, sopravvissuta al naufragio, si trova ancora nell'hotspot di Lampedusa e raggiungerà Canicattì nei prossimi giorni per dare l'ultimo saluto ai suoi familiari. Un quadro che racconta la tragedia del Mediterraneo, ma anche la risposta corale di un territorio che, ancora una volta, sceglie l'accoglienza e la dignità del rispetto umano. Adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di controesodo e maltempo. Traffico intenso sulle autostrade, situazione sotto controllo agli imbarchi delle compagnie di traghettamento a Messina. Il primo weekend di controesodo è da bollino rosso, ma il grosso è atteso nel prossimo fine settimana. Francesco Triolo. Il primo weekend del controesodo è filato via liscio senza grandi problemi, soprattutto nel nodo cruciale degli imbarchi dei traghetti di Messina. Il piano viario predisposto da Prefettura e Comune di Messina ha retto il flusso di veicoli in uscita dall'isola. Non ha preoccupato se non nelle prime ore del pomeriggio di sabato, quando la coda delle auto è arrivata sino al viale Boccetta. Il tratto che conduce al serpentone degli imbarchi privati è stato presidiato da 5 pattuglie della Polizia Municipale, una ad ogni incrocio. L'attesa, soprattutto nelle prime ore della mattinata, non ha superato i 30 minuti. Si è riusciti a smaltire velocemente anche per la presenza di 7 navi delle compagnie private, più altre 3 di Blue Ferries contemporaneamente in mare. Il grosso del traffico in uscita invece è atteso per il prossimo weekend. Diversa la situazione su strade ed autostrade. Il Consorzio Autostrade Siciliane segnala traffico intenso sulla A18 in direzione Catania, soprattutto tra Acireale e San Gregorio. Oggi, ma anche domani mattina, vengono considerate giornate da bollino rosso per il rientro in città di chi ha trascorso il ponte di Ferragosto in località balneari. Un movimento intenso di mezzi che è previsto anche per la prima mattinata di lunedì. E sono giorni di inusuale maltempo in Sicilia, con pioggia, vento e grandine in diverse province dell'isola, a provocare anche danni e disagi. Sull'Etna è spuntata anche la neve. Veronica Barbarino. Giorni di agosto decisamente insoliti in Sicilia, non solo sole, mare e vacanze, ma anche vento, grandine e persino neve sull'Etna. A Randazzo la forte pioggia ha messo in difficoltà la circolazione e a causa della piena del fiume ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del ponte Alcantara sulla statale 116 dopo il distacco di un parapetto. I tecnici sono già al lavoro per garantire al più presto la riapertura in sicurezza. Disagi anche nel siracusano, dove a Marzamemi un uomo è stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni però non destano preoccupazioni. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il territorio ragusano, dove a Modica una tromba d'aria accompagnata da grandine e pioggia intensa ha divelto alberi e cartelloni pubblicitari, reso pericolanti i pali della luce e danneggiato diverse strutture. Situazione difficile anche nel Palermitano. Le condizioni avverse hanno provocato l'interruzione della fornitura elettrica in numerosi pozzi e impianti che alimentano le reti idriche del capoluogo e di diversi comuni della provincia. Sempre a Palermo, 2 voli diretti a Malta sono stati dirottati nella notte all'aeroporto Falcone Borsellino a causa della tempesta che ha investito l'isola dei Cavalieri. Ancora per le prossime ore la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su gran parte dell'isola. Possibili temporali, vento forte e nuove grandinate prima del ritorno del bel tempo lunedì. Segnali di crisi per il turismo a Palermo. Secondo Federalberghi si sta registrando un calo del 10% rispetto allo scorso anno e tutto sarebbe legato alla percezione della città che in questa estate ha fatto registrare molti momenti di violenza, soprattutto a danni dei turisti in centro. Marco Gulla. Calo del turismo medio del 10% rispetto allo scorso anno. Altro che boom, secondo Federalberghi Palermo, nel capoluogo siciliano si sta registrando una brusca frenata delle presenze turistiche. Secondo l'associazione degli albergatori, la flessione non è riconducibile a una riduzione dell'offerta, ma a fattori legati alla percezione della città. 2 mesi fa avevamo lanciato un allarme preciso, consapevoli che senza interventi concreti avremmo pagato un prezzo alto. Oggi quel timore si è trasformato in realtà.
Ad agosto registriamo un calo del 10% delle presenze a Palermo. E non parliamo solo di numeri, ma di posti di lavoro, di imprese, di famiglie che vivono di turismo. Abbiamo persino registrato cancellazioni documentate anche dalle cronache dei giornali. Poca sicurezza in città e mancati interventi da parte delle istituzioni, secondo la Di Stefano, sono elementi che stanno nuocendo al flusso turistico in città. A causa di una percezione di insicurezza che sta intaccando l'immagine della nostra città. Palermo ha un potenziale straordinario, ma in un mercato globale altamente competitivo l'immagine è tutto e se non proteggiamo il nostro brand Palermo rischiamo di compromettere anni di lavoro. Segnali di crisi anche da altre città siciliane come Agrigento, Ragusa e Trapani, un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato. Adesso c'è la pubblicità, poi l'ampia pagina di calcio. Ed eccoci per parlare di calcio. Il Palermo passa il turno di Coppa Italia ai danni della Cremonese. Marco Gullà. Il primo ballo della stagione rosanero, il Palermo stacca il biglietto per i 16esimi di finale di Coppa Italia, batte la Cremonese ai rigori dopo che il match era terminato. Stagionale per i siciliani che sabato prossimo giocheranno la prima di B al Barbera contro la Reggiana. Abbiamo subito pochissimo, siamo stati compatti. Chiaro, ci sono cose da migliorare, ma siamo qui, io sono qui da poco e aver visto comunque la squadra con questo spirito, questa attitudine e anche la felicità dei ragazzi sotto la curva sono cose molto belle e di buono. Speriamo sia di buon auspicio per sabato perché insomma inizia il campionato e vorremmo iniziare nel migliore dei modi. Catania in campo stasera alle 21 a Crotone per il primo turno della Coppa Italia DC. Marco Carli. Una partita importante contro un avversario di rispetto, un turno di Coppa che va onorato, ancor più vista la presenza di 600 tifosi catanesi. Anche in memoria di Pippo Baudo, il Catania giocherà con lutto al braccio un test in vista della prima di campionato contro il Foggia con ancora 2 settimane circa per completare l'organico. Tutto questo è Crotone Catania di questa sera, Stadio Scida, ore 21. Affrontiamo una squadra di valore e di livello che rispetto alla passata stagione si è rinforzata, che ha mantenuto lo stesso allenatore, ha mantenuto la stessa filosofia, quindi un impegno di un livello abbastanza importante. Sulle scelte del mister, squadra simile se non uguale a quella vista nell'ultimo test in attesa di D'Ausilio. Dunque Dini in porta e poi la difesa a 3 con Gherardi, Di Gennaro e Celli, Corbari e Quaini in mezzo, Casasola e Donnarumma sugli esterni e poi i 2 dietro la punta, Cicerelli e Jimenez e Forte davanti. Pieraccini alternativa dietro, così come Bartic che può andare anche a centrocampo, pronto Aloi a dare il suo contributo così come il resto dei convocati. Dopo Crotone, in caso di parità ai 90 regolamentari subito rigori, torna il mercato con Leonardi e Caturano in prima battuta, così come il nuovo innesto in mezzo a fargli spazio i vari esuberi. Primi a partire, oltre a Popovic, Alpert Glori, dovrebbero essere Marsura, Risoluzione, Peralta verso Crotone ed Andrea che potrebbe andare al Sorrento. In trasferta stasera anche il Trapani a Picerno, mentre il Siracusa è stato eliminato a Foggia. Sergio Colosi. Sarà il Foggia l'avversario della vincente di Crotone Catania. I rossoneri nel primo turno della Coppa Italia di Serie C hanno superato 2-1 allo Zaccheri e il Siracusa, con gol al 21esimo dell'ex Messina Garofalo su rigore e raddoppio di Bevilacqua in prossimità dell'ora di gioco. Di Contini su cross di Guadagni al minuto 22 la rete dei siciliani che hanno avuto il merito di rimanere in partita fino all'ultimo. Lavori in corso per 2 squadre destinate ad un robusto mercato. Archiviata la Coppa, il Siracusa guarda al futuro dei suoi vertici tecnici. A Foggia in panchina c'era Spinelli e non Turati, ufficialmente per problemi di salute. Assente da giorni anche il direttore sportivo Laneri per questioni familiari. Il presidente Ricci in una nota garantisce rispetto di programmi e obiettivi con Turati e Laneri al centro del progetto. Serve una nuova fideiussione, promessa ma ancora non arrivata dall'estero, ad integrazione della precedente, per fare mercato e rendere il Siracusa competitivo. È l'unica strada per ritrovare Turati, Laneri e la serenità perduta dopo la brillante promozione. Trapani ospite stasera del Picerno, stesso modulo ma interpreti diversi per il tecnico Granata Aronica, che dovrà fare a meno dell'infortunato Ciuferri e si affida al 3-4-2-1 con cui ha concluso la scorsa stagione. Picerno al completo, Trapani in attesa di novità dal mercato, in arrivo un trequartista e altre cessioni.
È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.